uskoa päällä maan ja toinen toistaan kiittää. Mut laulajalla yks uskon vaan, eliniäksi hälle se riittää. Min verran meissä on lempeä, sen verran meissä on iäistä, sen verran meistä myös jälkeen jää, kun päättyvi päivä tää. Kuka tietävi mistä me tulemme ja missä on matkamme määrää? Hyvä, että me sitäkin tutkimme, ei tutkimus ole väärää. Mut yhden me tiedämme varmaan vaan, me kuljemme kumpuja mustan maan. Ja täällä meidän on eläminen, miten taidamme parhaiten. Olemme kaikki nyt laivalla ja kynnämme suurta mertaa. Me synnyimme tänne vaivalla ja vaivalla kuolemme kertaa. Mut se mikä niiden on välillä, se olkoon lämpöä lempeää. Kas yössä kun yhteen sattuu kaks, käy kulkukin helpommaksi. Mut emmehän yössä vain astukaan, myös aamussa astelemme. Vai kuljemme kumpuja mustan maan, niin maassa toki emme. Tääl onhan niin paljon muutakin kuin muuta, on kaunista kultaakin, kun elämän ääriltä etsimme vain, tai kuiluista kuole vain. Ja merimies laivallansa seilailee, on tuntematon taival, jota kulkee. It is a sailor sing. The first Osprey this year, and it was our own. It was very marvelous, very important moment for us. Yes, of course. Very nice. Dov'è che hai visto il primo falco pescatore della tua vita? Il primo falco pescatore in Maremma, parco naturale regionale, avevo 11 anni. Fu una scoperta incredibile perché all'epoca poi erano veramente rari, cioè, ora sono abbastanza comuni in migrazioni, ma all'epoca no. E ero stato in Scozia e non ero riuscito a vederlo la prima volta e poi avevo comprato per un meraviglioso video della BBC sulla vita del Life of the Osprey, che quello ha cambiato un po' la mia vita, perché quello mi ha dato un entusiasmo e era un sogno da realizzare. E poi incredibilmente al Parco della Maremma il primo Osprey in un'estate abbastanza calda, era una fine agosto e primi di settembre, e da lì non ho più smesso. E quindi poi c'è stata la svolta della nidificazione di un falco pescatore, di una coppia di falchi pescatori in Italia.
Sì, abbiamo avviato questo progetto con il Parco Naturale della Maremma insieme al Parco Regionale Corso. Abbiamo fatto venire in Italia i due massimi esperti, Roy Dennis dalla Scozia e Pertti Saurola dalla Finlandia, perché avevano già avviato progetti simili di reintroduzione nell'Inghilterra dalla Scozia e nella Spagna dalla Finlandia. Il Parco Maremma è un luogo eccezionale ed era molto adatto con il fiume Ombrone alla possibile reintroduzione, perché poi era già stato nidificante in epoche remote. Allora, dopo 6 anni di progetto e quindi di rilascio di 6 individui giovani presi in Corsica dal nido e portati con l'elicottero nei nidi artificiali del Parco della Maremma, 3 anni fa finalmente il successo tanto aspettato, con la nascita della prima coppia naturale formata dal maschio uno dei nostri, quindi della Maremma e della Corsica, e una femmina, probabilmente si pare sia appunto nordica, quindi potrebbe essere o svedese o finlandese. Sono nati 2 piccoli, l'anno scorso c'è stata di nuovo la nidificazione con un giovane nato e quest'anno invece appunto a giugno di nuovo abbiamo avuto la nascita di altri 2 piccoli. Quindi in totale abbiamo avuto finora 5 piccoli nati finalmente in Italia dopo ben 46 anni. L'ultima nidificazione era avvenuta in Sardegna. Yön aaveilta armaan suojan. Oi, ootteko silloin te itkeneet ja hyviä olleet ja hymyilleet? Oi, ootteko silloin te lempineet sitä lempeä unohtaneet? Soi helise siis sävelhempeihin, palo aaltoja laulajan aksi. Käy purjehin täysin ja pullistuvin, jätä välkkyvä jälki taksi. Ja vaikka mun nuorena laineet vei, niin eipä se hukkaan vaipunut ei, joka upposi laulujen laineisiin ja untensa unelmiin. Minä metsään polkua kuljen, kesäillalla aatteissain, ja riemusta rintani paisuu, ja mä laulelen vain. Tuolle tossa vaaraan alla oli outoa äskettäin, niin vienoa ihmeellistä alle pien vehreä.